Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Nella sesta giornata di Serie B-Win al San Francesco di Nocera Inferiore la Nocerina ospita il Torino. Gaetano Auteri conferma il 3-4-3 con cui la Nocerina ha pareggiato a Bari. Giampiero Ventura nel Torino per le emergenze esterne ripropone Vives a sinistra con Ebago al fianco di Antenucci. Bianchi va in panchina. Si parte subito con il minuto di silenzio in memoria dei 3 militari italiani caduti in Afghanistan per un incidente stradale. Grande entusiasmo a Nocera in una gara che è arbitrata da Giancola Di Vasto. E subito consigli da parte del tecnico di casa alla propria formazione che parte in attacco con Negro, il suo assist per Faria, si posta avanti la palla di tacco, conclusione con Darmian che chiude in angolo, pericolosa la Nocerina. Risponde la formazione Granata, Antenucci per Stefanovic, fa tutto di destro, poi conclusione di sinistro sull'esterno della rete della porta della Nocerina. Pronta la risposta dei Granata, ancora in attacco, il pallone per Antenucci in area, palo e palla che viene recuperata dai difensori della Nocerina che vanno a liberare, inserimento però di Zavagno, colpo di tackle indietro per Vives, il pallone per Iori, il suo assist ancora per Antenucci, stop di petto ed è il gol del vantaggio del Torino al 20°, porta la firma di Antenucci che in un minuto prima colpisce il palo e poi va a segno. Rivediamo il perfetto assist per Antenucci che mette alle spalle del portiere Gori. Torino in vantaggio dopo 20 minuti a Nocera. Nocerina subito in attacco con Bolzan che scatta sulla sinistra, il pallone in mezzo, Negro da favorevole occasione, spreca incredibilmente calciando altissimo, si dispera Auteri, tecnico della Nocerina. Sul fronte opposto punizione di Iori, aggancia Vives al limite, conclusione in diagonale di poco a lato da parte di Vives. Ancora Nocerina nel finale del primo tempo, Escalise sulla sinistra, c'è Castaldo che anticipa un avversario e poi salva Coppola con la palla aiutato dalla traversa. Rivediamo Nelio nel replay, Coppola il pallone sulla traversa e poi il portiere del Torino libera. 1-0 con cui si va al riposo, si parte nella ripresa con la Nocerina ancora tutta in avanti ed è Negro che va a questa conclusione che va a finire sul corpo di Ebagua, proteste tra petto e braccio, proteste anche del tecnico Auteri che a suo avviso era calcio di rigore, poi il gran tiro da parte di Iori, la deviazione, palla che Gori alza mettendo in corner, togliendola da sotto la traversa come abbiamo visto meglio nel replay. Ancora Stefanovic che mette in mezzo, Ebagua controlla di sinistro e il gol per il 2-0 del Torino. Fa tutto bene Stefanovic in velocità, salta un avversario, mette il pallone in mezzo ed Ebagua può controllare con l'1-2 vincente, controllo da una parte e poi conclusione con l'altro piede per il 2-0 al quarto d'ora della ripresa. In attacco però va la Nocerina che conquista questo calcio di rigore, atterramento di Darmian su Catania, c'è anche cartellino giallo per Darmian, sul dischetto va lo stesso Catania, il tiro spiazza il portiere del Torino Coppola e riapre la gara. Nocerina 1, Torino 2, il gol di Catania al 24° del secondo tempo. Ancora un corner per la Nocerina e salva Iori sulla linea, sulla conclusione di Di Maio. A Coppola battuto, vicinissima al pareggio la Nocerina. Ancora Nocerina in attacco, ci prova insistentemente. Coppola prolunga la traiettoria, colpita di testa di Di Maio sopra la traversa. Finisce così 2-1 per il Torino che torna al comando della classifica di Serie B-Win in attesa dello scontro interessantissimo di venerdì prossimo con la Sampdoria.